Inizia in un tempo lontano, nel nord-est dell'Italia, la storia di Aquileia, area archeologica tra le più importanti d'Europa. Inizia da un villaggio del IX secolo a.C., dove si scambia e si commerciano oggetti e merci che arrivano dai territori dei Veneti e dal mare. Qui, nel 181, Roma fonda una colonia, da subito avamposto militare, che nel lento progredire del tempo diventerà una città definita secoli dopo come Menibus et Portu Celeberrima, celebre per le mura ed il porto. In uno spazio da sempre luogo di transito e di traffici tra l'Oltralpe e il mare, e dal mare agli scali del vicino Oriente Mediterraneo, Aquileia sviluppa un tessuto urbano ricco di grandi edifici pubblici e palazzi, di strade e quartieri, di lussuose ville e piazze monumentali, accanto alle imponenti strutture del porto, dove attraccano le pesanti navi onerarie cariche di merci. Il territorio produce vino e frutta pregiati, destinati all'esportazione. Le tante botteghe artigiane si specializzano sempre di più nella lavorazione dei laterizi, della ceramica, dei metalli, del vetro, dell'ambra e delle pietre preziose. Soggiorneranno qui e qui passeranno eserciti ed imperatori impegnati a difendere o a conquistare, a vincere o ad essere vinti. L'editto di Costantino e la libertà di culto ai cristiani sono per l'Aquileia del IV secolo il tempo della costruzione delle prime aule di culto. Nello spazio di quella meridionale sorge ora la medievale basilica, voluta dal patriarca Popone, che ne conserva i pavimenti a comporre il più grande mosaico paleocristiano dell'Occidente. E l'evangelizzazione continua e si espande oltre le Alpi, formando nel tempo una enorme provincia ecclesiastica, dove i vescovi di Aquileia, si sarebbero chiamati patriarchi dal VI secolo, riescono a costruire una nuova cultura, frutto dell'incontro di tre grandi civiltà europee, la tedesca, la slava e quella latina. Storie che la terra nasconde e che la terra restituisce, frammenti di vita e forma della memoria, conservati nel Museo Archeologico Nazionale in un percorso di suggestioni e segni. Collezioni di straordinaria importanza, che nella passione antiquaria di un canonico friulano del Settecento, Gian Domenico Bertoli, hanno le loro radici. Il Bertoli, che nella sua casa vicina alla basilica raccoglie e fa murare epigrafi. Disegna, interpreta e conserva oggetti e reperti che continuano ad affiorare dai campi attorno ad Aquileia. Nell'estate del 1807, di fronte alla basilica, il battistero accoglie i reperti e diventa Museo Eugeniano, prima istituzione pubblica di un Friuli che la Francia di Napoleone governa, rivendicando anche qui i simboli della grande storia di Aquileia come elementi su cui costruire una politica del consenso e, insieme, di capillare controllo del territorio. Un territorio che offre come simbolo alla potenza del Bonaparte l'aquila ad ali spiegate, che lo accompagnerà nella sua lunga parabola di potere. Pochi anni dopo, è il 1813, il museo chiude, ma ad Aquileia gli scavi non si fermano, affidati dal governo asburgico ad un imperial regio ispettore delle acque. Si preparano elenchi e si acquistano reperti. La legge del tempo consente a tutti di possedere antichi manufatti. Studiosi e funzionari pensano però che il patrimonio archeologico non debba essere disperso, ma ricomposto
e nuovamente sistemato in una struttura museale. Progetto che nel 1873, con cospicui fondi statali, la municipalità aquileiese fa suo. Nasce il Museo del Comune. In un sito così ricco di memorie, però, il passo non è sufficiente. Non basta soprattutto ad Enrico Maionica, personaggio di spicco della cultura del tempo. Laureato a Vienna, professore di latino ed italiano al ginnasio di Gorizia, è l'appassionato corrispondente della Commissione centrale che tutela quanto del passato resta nei territori dell'impero. Ripartono iniziative e si formulano nuove proposte. Nel 1879 l'imperatore Francesco Giuseppe approva la creazione di un museo che questa volta dovrà essere dello Stato. La sede, in una Aquileia che foto d'epoca fissano così, sarà la villa mai finita dei nobili Cassis, dove il 3 agosto 1882, alla presenza dell'arciduca Carlo Ludovico, viene inaugurato il Cesareum Museum Aquileiense. Primo direttore sarà proprio Enrico Maionica. Viva nel museo di oggi resta l'impronta della sua passione, della sua preparazione attenta e al tempo stesso curiosa, capace di far vivere, insieme, resti monumentali e oggetti del quotidiano, fastosi gioielli e semplici manufatti. Un viaggio nel passato. Dedicata alle teste ritratto, la prima sala. Mostra quanto è sopravvissuto di statue e sarcofagi a ricordare il fluire del tempo. Ogni viso una persona, ogni persona una storia, persa tra altre mille, ma importante come nessun'altra. Uomini anziani, austeri, nobili, le prime generazioni di aquileiesi, giovani donne acconciate alla moda, volti maschili nella pienezza della maturità, occhi che guardano serenamente le cose lasciate. Più tesi e pensosi, i volti resi nelle sculture del III secolo d.C., periodo aspro di tensioni sociali e politiche. Sguardi che sembrano scrutare con angoscia una visione lontana, specchio forse delle proprie esistenze. La grande statuaria, in uno spazio che offre con sapienza immagini di personaggi pubblici di rango insieme a quelle di uomini e donne dall'esistenza per noi rimasta oscura. Testimonianza forse di antichi affetti filiali, avevano destinazione funeraria queste due coppie di sposi, morte a distanza di una generazione. Maestosa la statua, trovata nell'agro aquileiese detta del Navarca, trionfatore sul mare. Ancora senza volto e senza nome. Scolpite per celebrare la casa imperiale queste tre figure, rese in marmo, con un'estrema minuzia di particolari. Augusto, in veste di pontefice massimo, con il capo velato in segno di rispetto verso gli dei. Claudio, in abiti militari, che nel gesto ancora sembra chiedere attenzione per quanto sta per dire. Chiusa nei suoi panneggiamenti, una statua femminile, forse Antonia Minore, figlia di Marco Antonio, madre dell'imperatore Claudio.
Sit tibi terra levis. Ti sia leggera la terra in questo mondo di ombre. Dalle necropoli aquileiesi, ecco i monumenti posti dalla pietà della famiglia o dagli amici o da chi insieme aveva diviso una vita di lavoro. Ricorda un soldato, morto lontano dalla propria patria, il cippo a forma di elmo. Ed è un'immagine con la forza quasi di un'istantanea, la scena riprodotta su una stele che descrive l'officina di un fabbro ferraio. Dorme un sonno profondo il bambino steso su un letto di marmo. È Ipnos, personificazione del riposo, che tiene nella mano il papavero dal dolce succo che dava la quiete. Stringe a sé un cesto, simbolo di abbondanza, l'amorino dal volto pensoso. Ed è dialogo intenso di sguardi, quello tra una donna e la propria anima, o tra una madre ed una figlia che la morte ha diviso. Cerimonia di tristezza e insieme di serenità, quella del banchetto in onore del defunto, tramandato per sempre da un'urna in pietra. La statua di Venere, dea dell'amore e della vita, dal corpo perfetto che cattura e restituisce la luce. Il mondo delle religioni raccontato attraverso manifestazioni eclatanti che spaziano dalla sfera pubblica a quella intima, legata al ricordo di coloro che più non erano. L'ara degli dei parentes, gli antenati, sulla quale fare sacrifici in onore dei propri morti all'interno del loro sepolcro. L'ara di Eupor, dedicata a Silvano, divinità agreste che propiziava il rinascere della natura. E ancora la pietra che generò Mitra, divinità orientale, signore della luce, vittorioso sulle tenebre. La serie dei medaglioni voluti qui da Enrico Maionica, che forse hanno ornato un porticato del Foro, piazza monumentale della città antica, o una residenza di altissimo livello. I volti di Giove, Vulcano, Marte, Roma, Mercurio, Attis, Giunone, Venere. Gli sguardi fissi verso un punto lontano, invisibile, ormai perso nel tempo. Al primo piano per le antiche scale, dalla scultura all'artigianato artistico, alla scoperta di oggetti accomunati dalla preziosità dei materiali e dalla cura posta nella lavorazione. Colori cangianti, scintillanti, riverberi di luce sulle superfici. Le gemme, pietre dure, semipreziose, trasparenti od opache, piane o convesse, destinate ad essere il vanto di un sapiente collezionista, adornare il collo chiuso in preziosi fermagli o le dita incastonate in anelli d'oro, d'argento, di bronzo o di ferro, tramiti per messaggi espliciti o adombrati di riserbo su realtà materiali o spirituali. Io adoro Giove. Io venero Marte. Io sono devoto a Venere. Possa tu essere sempre bionda.
Aquileia è stata il centro di produzione più importante nell'Italia settentrionale, punto di arrivo e di partenza del materiale grezzo e poi lavorato per diversi e importanti mercati. Il rosso e l'arancio delle corniole che provenivano dalle Alpi, il verde dei prasii che giungevano dall'Oriente, il viola dell'ametiste, i diaspri dai diversi colori. Numerose e frequentate erano le botteghe dove abili artigiani ricavavano dai masselli le gemme ovali, tonde, sfaccettate, grandi o piccolissime, per la delizia degli acquirenti. Ogni gemma nasconde un'occasione da festeggiare con un dono o un acquisto, un piccolo lusso, una grande gioia. Ancora una volta, l'universo delle antiche religioni, viste qui attraverso gli oggetti comuni, acquistati nei santuari, nelle botteghe per portare nelle case il soffio del divino. Aiuto e salvezza da Iside, antica dea egiziana, tutela delle donne e dei bambini. Da Arpocrate, suo figlio, dio fanciullo, potente e giocoso, la cui immagine, come in questo orecchino d'oro, rallegrava anche gli ornamenti femminili. Ed Apis, divinità che si incarnava in un toro. E Osiride, che era tornato indietro dal regno dei morti. Aiuto da Mitra, servito dai corvi, nuovi adepti, che come in queste lucerne nascondevano il volto sotto una maschera dal lungo becco. Sistri da agitare accanto al letto di una partoriente per addolcire il dolore con il suono ipnotico. Piccole immagini di bronzo poste nell'arario, l'altare situato nell'atrio della casa, dove prima di ogni pasto il pater familias invocava protezione. E se per i cristiani la fiamma di Cristo è la luce del mondo, le lucerne ne diventano il simbolo di Dio e della grazia da raggiungere. Luce che diventa riflesso d'oro nel recipiente di vetro con Mosè che percuote la rupe. O con il Cristo che insegna agli Apostoli. Immagini che venivano lette dai fedeli in un dialogo continuo con Dio. E luce veniva da questo grande lampadario del IV secolo, ad illuminare un quadriportico antistante una delle due aule, quella settentrionale, del complesso paleocristiano costruito dal vescovo Teodoro. Un manufatto bronzeo di eccezionale interesse, trovato in uno scavo che nell'area della basilica ha restituito tracce, forse, del grande incendio appiccato ad Aquileia nel 452 dagli Unni di Attila. La ceramica, materiale fragile ed allo stesso tempo resistente, tanto da aver attraversato i secoli per giungere a noi con suppellettili le più diverse. Superfici brillanti di vernice nera o rossastra,
arricchite da decori, da scritte tracciate forse per distinguere il proprio piatto fra quelli posti ad asciugare, o forse per consegnare, deposte pietosamente nella tomba, un ultimo messaggio per l'aldilà. Il vasellame da mensa, prezioso per comprendere la società antica nell'inevitabile evolversi dei gusti. Dal colore nero, amato nelle epoche più antiche, al rosso inventato ad Arezzo intorno alla metà del I secolo a.C., per giungere poi alle stoviglie create in Gallia, ricche di elaborati decori, o in Oriente, con superfici scintillanti. O in Africa, dai decori più semplici, ricchi di significati sottili. E di terracotta sono anche le anfore, contenitori che evocano viaggi e contatti tra le comunità che abitavano le sponde del Mediterraneo, utili a trasportare olio e vino, salsa di pesce, olive e frutta. Ceramica anche per la cucina, pentole e tegami usati da mani sapienti per cuocere cibi semplici, oppure cibi elaborati e sapidi, profumi e ricordi di sapori antichi, come la robusta colazione a base di uova, carne e pinoli, ancora contenuta in una scodella datata alla fine del III secolo d.C., pasto bruscamente interrotto da un incendio che costrinse ad una rapida fuga tutti gli abitanti della casa. E terracotta significa anche entrare in piccoli mondi segreti, come quello dell'infanzia, attraverso giochi e giocattoli, marionette, biglie e fischietti, salvadanai, pentoline dove cucinare per piccole bambole in osso, giochi di bambini a ricomporre un quadro sempre diverso e sempre uguale. Dalla ceramica alla sala dei metalli, aspetti diversi e complementari della vita antica. Oggetti in argento, bronzo o ferro che accompagnavano la giornata di matrone e domini, di soldati, ufficiali e servi, di medici e musici. Elementi di costo negli arredi domestici, simboli di un rituale sociale ad arricchire gli ambienti di rappresentanza della casa romana, dove i mobili avevano parti in metallo o in avorio o in altri materiali preziosi. Dai letti tricliniari, dove si mangiava sdraiati, agli sgabelli pieghevoli con zoccoli a forma di piede. E parlavano il linguaggio del lusso anche le suppellettili, candelabri e lucerne in bronzo, dalle forme raffinate, diverse l'una dall'altra. Nei banchetti i cibi si portavano alla bocca con le dita. Vi era dunque la necessità di disporre sempre di acqua calda per lavare le mani. Acqua contenuta in queste bottiglie in lamina bronzea lavorata a martello, databili dal II al IV secolo d.C., eppure così simili ai nostri termos. Ed ecco i servizi per bere, con questa raffinata brocca tardo-antica decorata a medaglioni con busti femminili, per un vino che non veniva quasi mai bevuto puro, ma allungato con acqua, d'inverno bollente, d'estate raffreddata con la neve.
Metalli per la vita quotidiana di donne e fanciulle. Con gli specchi dal disco sempre lucidato con cura, il viso riflesso da una lastra lucente, si diceva apparisse più bello. Metallo anche per rasoi e strigili, strumenti curvi che pulivano la pelle, prima strofinata con olio e sabbia. Di metallo le decorazioni dei cingula, i cinturoni militari, le fibule per il mantello. L'elmo come questo magnifico esemplare da parata in lamina di ferro rivestita d'argento, decorata da piccoli grappoli d'uva. Destinato ad un ufficiale della cavalleria, è databile alla prima metà del IV secolo d.C. Raggi di luce che attraversano fragili superfici, bolle di nulla nate nelle botteghe di abili artigiani. I manufatti in vetro di Aquileia, antenata di Venezia. Straordinariamente conservati in qualità e quantità. La maggior parte di essi proviene da tombe, dove erano stati lasciati come corredo e come parte integrante delle ritualità in onore del defunto. Erano le ceneri dei morti che chiedevano profumi versati goccia a goccia dai balsamari per dare la pace. Racchiuse in olle di vetro le ceneri di donne ed adolescenti. Recipienti utilizzati nelle dispense per frutta e conserve, segno estremo della loro condizione di non parità. E si creavano gli infundibola, eleganti bicchieri di forma sinuosa che spegnevano la sete nei banchetti, o quella di chi, accanto alla tomba di un parente amato, avidamente beveva quasi a saziare l'arsura che il defunto avrebbe provato nel lungo viaggio verso le oscure dimore ultraterrene. Ed erano gli anelli e le collane a conferire l'estrema bellezza a chi stava per entrare nel mondo delle ombre. Vaghi colorati, fantasie di forme, di disegni, perle piccole in monili quasi da fanciulla, perle più vistose e grandi, orgoglio femminile e sfoggio di innocente vanità. Preziose erano le pissi di anastri d'oro, come questa destinata a custodire polveri e cosmetici, ricordi di una vita lasciata che la donna portava con sé. Caldo è il colore dell'oro, vivido il contrasto con le gemme, i gioielli per guardare e scoprire e provare le stesse sensazioni di quanti, in un passato lontano, questi preziosi oggetti desiderarono e comperarono. Allora come oggi nel mondo romano, le occasioni sociali erano scandite dagli ornamenti che parlavano un linguaggio comprensibile ed essenziale. L'oro sottolineava tutte le età della vita, partecipava ai matrimoni sotto forma di anello,
prendeva parte alle nascite, accompagnava la morte, addolcendo all'anima il passaggio in una dimensione sconosciuta e paurosa. I gioielli aquileiesi provengono per lo più da tombe femminili, nelle quali erano stati deposti con significati ben precisi. Se la defunta era una donna sposata, essi la seguivano per consentirle di essere sempre bella. Se invece si trattava di una bambina o di una fanciulla, l'oro rappresentava il risarcimento di una vita non avuta. E si scoprono usanze ormai dimenticate: portare anelli sulle falangi minori, evitando di indossarli sul dito medio detto impudicus o infamis, a causa di un gesto di volgare malcostume. Ancora, immaginare ai lobi gli orecchini con 2 o 3 pendenti di perle, gioielli che lo storico romano Plinio il Vecchio chiamava crotalia, piccole nacchere. La proprietaria ascoltava soddisfatta il tintinnio prodotto dalle perle che si urtavano tra loro, e la sfortuna, spaventata dal rumore, si sarebbe tenuta lontana. Era forse una sacerdotessa, la donna che all'inizio del secondo secolo d.C. venne cremata e sepolta, poi, con un piccolo pendente cilindrico, un paio di sandali infradito decorati da auree foglie d'edera ed una veste o velo mirabilmente trapunta da 203 minuscole applique a forma di mosca ad ali chiuse, con pazienza ottenute da un sottilissimo foglio d'oro. Gli oggetti potrebbero richiamare l'Egitto, la dea Iside, il culto a lei votato da donne di ogni condizione. Gocce di resina color del miele, diventate ciottoli levigati dalle onde del mare. Superfici morbide e cangianti come seta. In questa sala si trova raccolta la collezione più importante di ambre restituita dal mondo antico. Aquileia è stata infatti il principale punto di lavorazione del materiale grezzo che giungeva dal Mar Baltico attraverso i valichi alpini. Qui veniva lavorato e venduto in tutti i territori dell'impero. Si credeva che l'ambra, il sucinum, possedesse virtù magiche e terapeutiche, per la sua natura misteriosa che le fa emanare, se strofinata, un intenso profumo ed una carica di elettricità statica. Venivano così creati eleganti ninnoli che rallegravano la vita, adornando la casa. Statuette a tutto tondo, come il gruppo di Eros e Anteros, l'amore felice e l'amore infelice in eterna lotta tra loro. E non mancano anelli, decorati con fantasia e inventiva. Busti di dame acconciate secondo i dettami del momento. E ancora oggetti minuti come i dadi e le pedine con cui giocare la partita della vita. Recipienti per trucchi e profumi con cui donne e fanciulle cercavano la bellezza. Infine, 2 tra i più importanti reperti, di recente ritrovati in Aquileia e restituiti da pozzi scavati nel foro. L'applique bronzea, assai antica, raffigurante un vento, forse la bora,
che impetuosa soffia su queste terre. È la testa virile in bronzo dorato che ritrae un uomo di età matura, verosimilmente un imperatore. I segni di un violento distacco dal busto potrebbero essere conseguenza di un repentino cambio di potere in un momento dell'oscuro III secolo d.C. Ultima sala, quella che custodisce la chiave con cui nell'antichità, ma non solo, tutto ciò che si è visto esposto si poteva ottenere: il denaro. Entriamo quasi in un forziere, dove prendere le monete di bronzo per fare la spesa quotidiana, dammi 6 assi di pane, 2 assi di vino, o le monete d'oro per altre e ben più preziose cose. La collezione comprende oltre 40.000 monete, dalle quali sono state selezionate le categorie più interessanti, come le emissioni della zecca di Aquileia. Zecca aperta qui da Diocleziano negli ultimi anni del III secolo e attiva fino al 425. Forniva il numerario bronzeo, la paga cioè, per le truppe attestate sulle linee di difesa dei confini orientali. Spazio esterno che chiude i giardini del museo, le gallerie lapidarie, costruite tra il 1898, anno del giubileo di regno di Francesco Giuseppe, e gli anni 50 del Novecento. Ideate per i grandi monumenti di pietra che Aquileia restituiva, qui trovano posto testimonianze tra le più significative dell'architettura pubblica e privata, insieme ad un corpus di epigrafi, esempio di come la città sia stata uno straordinario luogo d'incontro di genti di cultura e lingue diverse. Grande il risalto dato alle testimonianze funerarie, in una visione organica dei diversi modelli utilizzati in epoca romana, ciascuno dei quali offre informazioni su riti sociali e credenze spirituali. Aree imponenti si susseguono così una dopo l'altra a stele e sarcofagi, segni di pietà e di orgoglio familiare. Non solo, trovano posto qui raffinati mosaici, provenienti dalle ricche domus aquileiesi. E da una delle più antiche dimore della città, il raro asaroton, che fissa nel disegno delle tessere un pavimento non spazzato alla fine del banchetto. E il ratto d'Europa, destinato come simbolo di passione ad ornare la camera coniugale. E divideva 2 stanze, la soglia con il fiocco intrecciato di pampini. Tappeti musivi anche per gli edifici pubblici, come il complesso delle Grandi Terme, datato alla seconda metà del IV secolo d.C. e posto nella parte occidentale della città, fra circo e anfiteatro. Spazio particolare, quello dedicato alla sezione navale, con la barca in rovere, noce e abete, datata al II secolo d.C., recuperata nella zona dell'antico Lacus Timavi. Un ambiente oggi profondamente modificato, dove a poca distanza dalla costa emergeva un'isola ricca di acque termali con le strutture di una villa che proprio barche come questa collegavano alla terraferma
e ad altre abitazioni vicine. E un altro percorso il museo offre con l'apertura al pubblico dei magazzini, spazi interni al corpo di fabbrica delle gallerie lapidarie, organizzati alla metà del secolo scorso in una teoria di sale intercomunicanti dove ospitare parte del materiale che gli scavi archeologici riportavano e continuano a riportare alla luce da aree della città antica e dell'agro aquileiese. Una struttura fin da subito pensata anche per essere aperta ai visitatori, presentando reperti che per endemici motivi di spazio non potevano trovare stabile collocazione al museo. Una straordinaria occasione per vedere il dietro le quinte dell'organizzazione di una complessa struttura culturale che presenta, ordinati per classi, i materiali che saranno poi oggetto di studio. Dalle collezioni epigrafiche ad opere di scultura, busti, frammenti, teste di divinità, ritratti funerari. Completamente circondata da scaffalature colme di reperti, organizzati e ordinati per temi, la sala centrale, dove a pavimento è stato steso un mosaico proveniente dall'area delle Grandi Terme. Ultima sala, quella dedicata agli edifici sacri, con i resti in terracotta delle decorazioni di 2 templi. Entrambi del secondo secolo a.C., che gli archeologi definiscono etrusco-italici, tipici dell'Italia centrale, da dove proveniva la maggior parte dei coloni fondatori di Aquileia. Tremila fanti ricevettero 50 iugeri di terra a testa, i centurioni 100. Una intera comunità trapiantata qui, dice lo storico Tito Livio, che qui attese il gesto con il quale sarebbe stato tracciato il perimetro della nuova città. Il solco primigenio. Una cerimonia sacra che il museo conserva nell'immagine fissata in questa lastra di marmo, al di là del tempo, per sempre, forma della memoria.